Che cosa vende questo negozio di Abano Terme? Per capirlo bisogna avvicinarsi molto alle vetrine perché queste sono quasi del tutto coperte come fossero a lutto dai cartelli di protesta della titolare. Non stiamo incassando, stiamo anzi perdendo un sacco di soldi, di entrate e questo e dobbiamo fare fronte a spese, ad affitti che non ci sono stati tolti. È così da oltre un anno, l'inizio con l'estate 2019, stagione che per le terme è in genere bassa stagione. Poi da febbraio per il Covid, insieme al crollo delle presenze negli alberghi, c'è stato quello dei negozi. Prima dell'epidemia, lungo l'area pedonale le attività commerciali erano più di 100. Insomma, ci sono già state una trentina di chiusure di negozianti, rischiamo altrettante chiusure nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno di sostegno economico perché gli affitti sono alti, le spese sono alte e da soli non abbiamo le forze per reagire dopo un anno in cui le nostre risorse sono purtroppo a questo punto terminate. Siamo alla disperazione, non sappiamo più da che parte girarsi. Questo è un orario che dovrebbe essere un orario di shopping. Come potete vedere non c'è nessuno. Posso dire la mia realtà, che di 3 negozi ad Avon, investiti tutti i miei guadagni su questo progetto che io ci credevo, in questo periodo ne ho lasciati chiusi 2, lasciando a casa i dipendenti, qualcuno in disoccupazione e qualcuno in licenziamento. Il comune ha rinviato le tasse municipali ai negozianti, ma, spiegano gli esercenti, incide poco sulle spese fisse. Gli aponensi non fanno shopping in città. Le autorità e il credito devono fare di più, altrimenti per questi negozi turistici non ci sarà futuro. Non avendo soldi da investire, la gente che arriverà qui non troverà la qualità. Non abbiamo la possibilità di investire per soddisfare la qualità che il turista si aspetta. E quindi questo porterà automaticamente il turista a cambiare zona.